bisognerebbe trovarsi nelle reali situazioni per capire realmente come reagiresti. Io credo che se di fronte a un ladro o chiunque punta la pistola o a te o a un tuo figlio o a tua moglie o la violenta così davanti ai tuoi occhi, io credo che restare lì impassibili e dire ma sì dai pazienza lo perdonerò non sia così automatico e facile per nessuno, neanche meno per un prete. Ancora non si sa se è per frasi come queste, risalenti al marzo 2019, oppure se, come è apparso su alcuni media, a causa di presunte relazioni troppo intime con alcune parrocchiane, che Don Marino Ruggero, parroco di San Lorenzo ad Albignasego, ha dato le sue dimissioni da pastore della comunità, in accordo con il vescovo Claudio. L'ha fatto utilizzando i social, anticipando la comunicazione ufficiale corredata, tutti lo sperano, dalle motivazioni, che la diocesi di Padova darà domenica alla messa delle 10, per voce del vicario generale Monsignor Silvano Zatti e del collaboratore festivo della parrocchia Don Lorenzo Celi. Don Ruggero, padovano, 55 anni, ha staccato il telefono e delegato le comunicazioni ai suoi superiori e invitato i suoi follower su Facebook a non commentare le sue dimissioni in segno di rispetto verso se stesso e i vertici della diocesi. In passato fece discutere la sua volontà di partecipare da sacerdote al Grande Fratello e il suo sostegno al leader leghista Salvini su argomenti come la legittima difesa. Io sono d'accordo con quello che anche nelle aule del Parlamento si sta discutendo, perché a un certo punto bisogna anche stare dalla parte dei più deboli e noi riteniamo anche come preti tante volte che i più deboli siano quelli che vanno a rubare perché ne hanno bisogno e tante volte invece ci rendiamo conto che chi ha davvero più bisogno è proprio chi ha il diritto di essere prima di tutto difeso e se uno non è difeso a un certo punto deve anche arrangiarsi a difendersi in qualche modo.